nei suoi dei 1500 anni Napoli è stata sempre una città misteriosa. Napoli è una città di misteri, di spirito, spiratillo, fantasmi, fantasmini, capuzzelle adottate, munacielle, bellembriane, insomma, spiriti, apparizioni, fantasmi, aglie e fravaglie, fatture, canunquaglie, corno e bicorno, cavalice e cavaragli. I misteri hanno sempre fatto parte della nostra vita. Siamo sempre stati circondati da misteri, da figure misteriose, fra spiriti. Però stanno sempre a raccomandarci, stanno sempre, no? Perché fra 1000 spiriti anonimi della nostra città ce ne sono 2 che sono sempre, come devo dire, le superstar lo vanno fa, o Munacil e a Bellambriana, sono sempre loro. La Bellambriana è lo spiritello positivo di ogni luogo, in ogni casa c'è la Bellambriana ed è lo spirito che ti garantisce che tutto funzioni bene, che gli scarichi della cucina non si ottengono continuamente, che il telecomando sul divano non si perde una continuazione. Tu rispetta la Bellambriana e tutto andrà bene, perché lei è uno spiritello, insomma, rispettoso, cioè no, vuole essere rispettata, altrimenti ti fai i dispetti, che ne so, una bussata ai porti improvvisa, tu vai a aprire, non è nessuno, era lei, la Bellambriana si è voluta vendicare, oppure che no, ti prude proprio in quel punto della schiena dove non riesce ad arrivare né da sotto né da sopra, e lei, la Bellambriana, sta scellecchiando. Qualcosa hai fatto, si starà vendicando, poi una vampata di calore, uno surdiglino, è lei, è sempre lei. Beh, insomma, tu fai il bravo e la Bellambriana garantirà che tutto in casa funzioni bene, salutala ogni volta che si entra e che si esce, come fa Pino Daniele quando dice buonasera Bellambriana, che nessuno ti butta fuori, mi raccomando, ecco. Tutto andrà bene se tu la rispetti, a meno che, beh certo, a meno che in casa non alberghi l'altro spiritello, quello antagonista, quello dispettoso, o Munacil. Ah no, se ci sto Munacil, ci sta poco a fare. Il Munacillo è l'altro spiritello della casa, quel folletto dispettoso, quello che ti fa perdere tutte le carte importanti, quelle che vai sempre cercando in casa, e quello che ti ruba pure qualche sordariello. Beh, insomma, in realtà è lo spirito più famoso di Napoli, il Munacillo, perché è considerato il capro espiatorio di tutto quello che succede a Napoli ed è inspiegabile. È sparita una cosa e chi è stato un Munacillo, bella comodità. Ci voleva, diciamo la verità, un capro espiatorio buono per tutte le situazioni, però a volte poi se ti prendi a ben volere pare che il Munacillo te li fa pure trovare i soldi nella tasca delle giacchette, come ci dimostra Edoardo De Filippo in questi fantasmi. Beh, in realtà, secondo una tesi prevalente, i Munacilli altro non erano che i pozzari degli acquedotti cittadini, dell'acquedotto del Carmignano, della Bolla, i quali si intrufolavano attraverso i pozzi all'interno dei palazzi e negli appartamenti, facevano qualche furtarello e poi davano a colpo Munacil, è stato il Munacillo. Secondo un'altra tesi c'è una leggenda napoletana che vuole che il Munacillo sia frutto di un amore impossibile. Sì, Caterinella Frezza era innamorata di Stefano Mariconda, un garzone di bottega, poverello, il padre di Caterinella era ricco assai e non voleva sto matrimonio. Allora, dice la leggenda, farà ammazzare Stefano Mariconda e fa chiudere lei in un convento qui nel centro antico di Napoli, ma ahimè era troppo tardi. La signorina Gera Prena era incinta e darà alla luce un bambino deforme che verrà cresciuto nel convento con abiti monacali, verrà vestito con abiti tale da sembrare un piccolo monaco, appunto, un Munacil. Questo bambino deforme gira la città, a lui verranno attribuiti dei poteri salvifici, poteri soprannaturali, e diventerà il capro espiatorio, la spiegazione di tutte le cose impossibili che succedevano a Napoli. Le leggende sui Munacilli si moltiplicano. Ce n'è una di un avvocato che abitava a San Domenico Maggiore, che non a caso è la piazza più esoterica di Napoli. Sto avvocato se l'ha fatti vecchi assai, teneva 80-85 anni, perdeva tutte le cause. Perdeva tutte le cause e attribuiva questo fatto al fatto che il Munacillo gli nascondeva tutte le carte importanti dei processi, e lui, per colpa di questo Munacillo, dice alla moglie: basta Carmen, noi dobbiamo cambiare casa, ce ne dobbiamo andare, che mi ha lasciato questa casa infestata dal Munacillo. Beh, lo sfratto è pronto, o 4 maggio si sta facendo. A Napoli lo sfratto di casa è un 4 maggio, che non è una data qualunque. La carretta è pronta giù con tutte le masserizie. L'avvocato scende finalmente, sale in carrozza, si rivolge verso la casa e dice: maledetta casa, mi hai rovinato, basta, ma io ti lascio tu e quel maledetto Munacillo che mi ha rovinato la vita e la carriera. Si gira sui mobili e vede un folletto seduto che fa: crea avvocato,
Cagniamo a casa?